Un bacio appassionato e tenero da fare invidia a quelli che si scambiano gli adolescenti alle prese con i primi amori. L'amore di lei e Angelo, coppia di 86 anni di Monselice, dura da 64 anni. Una vita insieme e insieme hanno combattuto contro il Covid. Lo hanno fatto in una stanza speciale, formato matrimoniale dell'ospedale di comunità di Montagnana, dove sono stati ricoverati lo scorso 19 febbraio. Il virus li ha colpiti entrambi, prima le cure a domicilio, poi le condizioni che peggiorano ed è necessario il ricovero insieme, senza dividerli, perché la cura non è solo terapia medica, ma anche carezze e compagnia della persona con cui si è condivisa una vita intera. Non piangere! Lo sai che sei diventata negativa? Adesso aspettiamo lui. Lea si commuove di gioia intravedendo la fine di questa malattia. In queste settimane di degenza la coppia è stata coccolata dai medici e dagli infermieri che hanno regalato loro un pupazzetto con scritto Lovebot. Il personale sanitario è già stato vaccinato e per questo dedica molto tempo al dialogo con i pazienti ricoverati, un aspetto essenziale nella cura, spiegano i vertici dell'USL. E siete sempre andati d'accordo? Insomma, dai, Sì o no? siamo arrivati qua. Siamo arrivati qua. Però siamo arrivati qua. Come Lea e Angelo sono altre 5 le coppie ricoverate nella stessa stanza all'ospedale di Montagnana.